Buonasera amici di Friulandia e benvenuti a questo appuntamento prenatalizio. Ospiti questa sera abbiamo un'associazione che si chiama Piloti Terra, un'associazione un po' magari forse che i più non conosceranno, ma che stasera, diciamo così, cercheremo di conoscere a fondo, e nella seconda parte parleremo di calcio amatoriale con una squadra di calcio a 5. Intanto presentiamo l'ospite, è il signor Grassi Antonio, che è un rappresentante del Comitato Piloti, no? Sì, Comitato Piloti che è nato un attimino per far capire le esigenze di noi piloti a quello che era l'organizzazione Piloti Terra, e che dopo aver fatto capire le esigenze ci siamo messi anche a collaborare per poter rendere questo sport più conosciuto e più organizzato. Ma Piloti Terra è un nome un po' particolare, cioè Sì. di cosa si occupa questa associazione e soprattutto perché si chiama così? Allora, Piloti Terra perché sostanzialmente il nostro motto è la terra dà solo buoni frutti, nel senso che noi corriamo sostanzialmente sulla terra, facciamo dell'autocross su piste sterrate e l'autocross naturalmente è un'attività che in Friuli risale a come minimo 40 anni fa. Io ricordo che ero bambino o poco più, che andavo a vedere le gare nelle varie piste di Villesse, di Bordano, eccetera, eccetera. Ha avuto un periodo un attimino più tranquillo, più riposato, adesso sta riprendendo piede proprio grazie all'associazione Piloti Terra. Ma quindi queste gare si possono correre su circuiti sterrati o sono dei circuiti già prestabiliti, quindi grosso modo No, dove si corrono, cioè sono delle cose ben definite oppure si ricavano, diciamo, per fare esclusivamente la manifestazione? No, sono dei circuiti veri e propri, possibilmente recintati per evitare che poi vada a correre dentro chiunque, e organizzati per una questione di sicurezza, di conseguenza sono dei circuiti sterrati veri e propri. In Friuli quanti circuiti ci sono? Al momento, cioè nel 2012 correremo nel circuito di Gonars, nel circuito di San Filippo, che è un circuito che viene creato appositamente per la sagra, la festa di San Filippo, quindi esclusivamente per noi, e poi ci sarà fuori Friuli una partecipazione nel circuito di Badia Calavena. Lei prima mi parlava di gare di autocross, no? Sì. Come funzionano queste gare? Cioè ci sono delle regole particolari? Sì, ci sono intanto una suddivisione in classi, categorie di automobili fino ai 1000, dai 1000 ai 1600, dai 1600 ai 2000, poi ci sono i prototipi, poi ci sono i 4x4, gli sport, che sono macchine particolari, con preparazioni strane, con guide centrali, con motori non originali, eccetera, eccetera. In queste categorie vengono suddivise in ogni gara per più manche, c'è di solito la prima, la seconda manche e la finale, e c'è poi la vittoria nella finale per ogni categoria, più la vittoria assoluta. Quindi esistono dei veri e propri campionati, non è come tempo fa, che almeno ricordo c'erano solo, diciamo, delle gare esibizione, chiamiamole così. No, sono dei campionati veri e propri. Noi quest'anno abbiamo messo in calendario 7 gare, di cui 3 nel nostro circuito che faranno parte anche del campionato Triveneto, più 2 fuori regione che fanno parte del campionato Triveneto, per un complessivo di 9 gare. Di queste 9 gare, 5 sono valide per il Triveneto, le restanti sono valide per il campionato Friuli Venezia Giulia. C'è anche un campionato nazionale poi? O C'è un campionato nazionale che però è supportato dalla ACIXAI e con costi decisamente diversi da quelli a cui siamo abituati noi sostanzialmente. E un pilota che caratteristiche deve poter avere per poter partecipare a questo tipo di competizione? Innanzitutto deve saper guidare, deve amare la terra, deve amare l'automobilismo, insomma doti particolari non ce ne vogliono, deve essere abituato ad avere un controllo su un terreno che è decisamente sdrucciolevole, anche perché spesso e volentieri la pista viene bagnata per evitare la polvere, quindi la non visibilità del circuito, e tanta passione. E ci sono anche in questo caso delle figure particolari nell'indotto, cioè ci sono giudici di gara, commissari, Esatto. cioè quali sono le figure, diciamo,
centrali di questa manifestazione? Beh, di solito c'è il direttore di gara che è poi quello che è responsabile della gara vera e propria in tutto quello che succede, che è coadiuvato dai verificatori tecnici, verificatori sportivi per l'antegara e da tutti i commissari di percorso per il durante gara. Ci fermiamo un attimo per vedere, parliamo di un'altra cosa completamente, parliamo di calcio a 11, campionato over del campionato della Lega Calcio Friuli Collinare, over 40, la partita è over San Giorgina da Pippo con il Pippo che è andato a vincere per 2-1 in casa degli udinesi. A questo punto la classifica vi vede appaiati in testa, stessi punti nonostante loro abbiano una partita in meno, e adesso cosa succede? Niente, succede che andiamo avanti, insomma, non è che bisogna sempre vincere, la prima sconfitta che facciamo, a parte la prima di campionato lì che non eravamo ancora tutti rodati, e ci sta comunque con una squadra che merita sicuramente di aver vinto, di essere a pari di noi e insomma lì in posizione, ecco. A questo punto c'è la pausa, ricaricate le batterie e poi? Vediamo, e dopo riprendiamo la grande e speriamo bene insomma di ritornare in tanti, perché il problema più di tutto è essere in tanti, quando siamo tutti insomma non siamo una bella squadretta, poi gli impegni naturalmente sono sempre da amatori, quindi tante volte ci manca qualcuno, ma insomma riprendiamo con più voglia di prima, dai. Benissimo, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Alessandro Menon, il mister, così mi dicono, improvvisato di questa pizzeria Pippo 1 che finalmente raggiunge la vetta della classifica. Sì, con soddisfazione siamo l'unica squadra del girone che siamo ancora imbattuti, e stasera una bella gara contro una bella squadra e ce l'abbiamo fatta a fare il risultato pieno, anche se poteva starci anche il pari da come è andato l'andamento della partita, però sì. È andata bene. E quale pensi sia stata la chiave vincente per portare a casa questi 2 punti? Ma noi avevamo abbastanza, diciamo, defezioni perché mancava abbastanza gente, in più abbiamo dovuto sacrificare, perché eravamo senza portiere, una punta che è andato a fare il portiere, e anche devo dire che ci ha salvato il risultato perché ha fatto una parata di piede che poteva andare sul 2-0 per loro e magari la gara finiva lì. Però dopo siamo ripresi bene e loro hanno fatto tanti cambi e chiaramente sono scesi un poco di livello con i cambi che hanno fatto e abbiamo arrivato a portare in casa il risultato pieno. Ti chiedo un tuo giudizio su questo campionato Geretti over 40. È un buon livello. Ultimamente sta crescendo con delle buone squadre. Quindi possiamo dire che a livello di qualità ci siamo? Sì, ci siamo. È un bel campionato. Benissimo, intanto bocca al lupo, ti lascio andare a festeggiare con i tuoi ragazzi e complimenti per la vittoria. Grazie, auguri, buone feste a tutti. Grazie. Ecco, rieccoci in studio con Grassi, al quale chiediamo, voi organizzate anche dei corsi per guida veloce, chiamiamola così, come sono strutturati? Allora, sono dei corsi sostanzialmente gratuiti per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell'autocross, ma in modo particolare per portatori di handicap. Lo dico perché un rappresentante, uno che corre, che in passato ha fatto il direttore di gara, è un portatore di handicap e ha voluto cimentarsi, e nel volersi cimentare, naturalmente con auto che sono preparate, con i comandi alle mani, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di fare anche queste manifestazioni che sono extra gara, nel senso che sono delle domeniche dedicate in cui si fa partecipare tutti coloro che sono portatori di handicap e che hanno intenzione di cimentarsi alla guida di queste. E c'è una risposta importante da parte di queste persone o c'è ancora un po' di diffidenza, un po' di paura forse a partecipare a queste manifestazioni? No, ho notato che, perlomeno per quanto ho potuto vedere, che c'è molto interesse e che c'è anche una domenica di divertimento alla fine della fiera con emozioni particolari per una persona che solitamente è abituata a guidare, come quasi la maggioranza di tutti noi, soltanto sulle strade, e trovarsi a guidare dei mezzi che, anche se non sono dei bolidi, sono comunque dei mezzi preparati per correre specificatamente sulla terra, insomma.
In alcuni sport esiste il terzo tempo, da voi? No. Il dopo gara c'è il convivio, vi trovate Allora, oppure c'è qualche, o tutti ognuno per la sua strada? diciamo che un po' è legato anche a questioni di distanze, nel senso che molti piloti non sono della zona, quindi finita la gara c'è la premiazione, c'è i 10 minuti storici che si sta tutti assieme per festeggiare, per brindare chi ha vinto e anche chi non ha vinto ovviamente, e dopo ognuno va per la sua strada. Stiamo lavorando affinché ci sia un qualcosa oltre, infatti abbiamo organizzato una notturna l'anno scorso e dopo la notturna si è fatta la grigliata, si è stati assieme. Quest'anno molto probabilmente faremo ad agosto, che è un periodo in cui di solito non si gareggia perché tanti loro hanno i loro problemi ferie, famiglie, eccetera. Organizzeremo, credo, una o più giornate in cui volevamo coinvolgere le famiglie e quindi fare la giornata in pista più grigliata, più giochi con le famiglie e con i figli. Quindi un momento di aggregazione dove Esatto. tutti si ritrovano. Esatto. Un'ultima domanda veloce, che tipo di macchine vengono utilizzate per questo tipo di manifestazione e quali costi un neofita dovrebbe affrontare nel caso in cui decidesse di partecipare o comunque avvicinarsi a questo sport? Le macchine sostanzialmente sono qualunque, non ci sono problemi, basta che rientrano nelle categorie 1000, 1600, 2000 eccetera, per quel che riguarda le macchine. Poi ci sono i prototipi che sono delle macchine preparate specificatamente per la terra e lì cominciano ad avere costi un attimino meno accessibili e livelli di preparazione più alti. Se uno vuole iniziare, può benissimo iniziare, quest'anno ad esempio ci sarà una formula trofeo Panda, quindi con una macchina di costo bassissimo, Panda rigorosamente di serie, avrà il roll bar che è una centina di sicurezza, avrà gli ammortizzatori adeguati per la terra, tutti saranno con un tipo di gomma, quindi monogomma, tutti alle stesse condizioni sostanzialmente e quindi con costi credo veramente irrisori perché trovare una Panda da demolire o quasi a diciamo 500-700 euro più l'allestimento e dopo ci sono gli 70 euro di iscrizione per ogni gara più la benzina 20 euro, 30 euro insomma. Quindi. Perfetto, bene, abbiamo concluso questa piacevole chiacchierata con il pilota a questo punto, no? Sì, Grazie. ridiventato pilota dopo 28 anni di ferma. Grazie Antonio, ora diamo spazio ai nostri inserzionisti per la pubblicità, ci vediamo nel secondo blocco.